Secondo Tessalonicesi, capitolo 3. Priate per noi. E poi, frati miei, priate sempre pure per me. Priate perché che la parola del Signore si potesse spandere e potesse essere sempre accolta, come sta succedendo in mezzo a voi. Per tutte quelle preghiere vostre, dimele barasse rinde in mano certa gente, assai fediente e chi ne infamità. Perché non tutti quanti saranno quelli che arriveranno a credere, ma il Signore è sempre buono con noi. Issa vedrà tutta quella forza che vi servirà e vi manterrà rasata chi non fa mondo roriavola. O Signore mi fa confidare in da voi e sono sicuro che voi state già facendo e farete sempre tutte quelle che io vi sto comandando fa. O Signore portasse il cuore vostro rinda all'amore di Dio e rinda a quella pazienza che è in reale Gesù Cristo. Faticate. Frate mia, nome del Signore Gesù Cristo, io voi erano comando. State sempre a rasare tutti quelli frate vostri che campano rinda una vita squinternata e vanno contro a tutte quelle istruzioni che avete avuto da me. Voi sapete buono che la capita fa per appressa alla sempre che va giurata. Quando sono stato in mezzo a voi, io non mi ho accettato per marattare la panza, non mi ho mai fatto mantenere a nessuno. Ho faticato notte e giorno perché non volevo campare in le spalle a nessuno. Certo pure io avevo un diritto, ma mi sono voluto comportare così per una esempio, che voi vi da copiare. Io, quando stavo fra voi, vi ho giurato che sta regola, chi non fatica, non da manca mangiare. Spartite per quelli che non obbediscono. E mo sto sentendo dicere che certe in mezzo a voi cammino una vita assai scombinata. Non solo fanno niente, ma fanno pure un sacco di fesserie. Rindo nome del Signore nostro Gesù Cristo, i comandi e raccomando a tutti questi frati che faticassero in pace e se guadagnassero tutte quelle che serve a loro per campare. Voi poi, frate miei, non vi lasciate scoraggiare facendo bene. Se qualcuno non volesse mettere in pratica tutte queste istruzioni che vi sto mandando per lettere, tenetela a mente e spezzate subito ogni contatto vostro con questa persona. A così può essere che questa si pigliasse scorna. Non lo trattate come se fosse un nemico vostro, facetelo invece pure una buona cazziata, come facesse a un fratello vostro. Vute e salute. O Signore la pace, vi regnessi se stessa, tutta la pace sua, per sempre, in ogni maniera. O Signore stesso, sempre insieme con tutto quanto voi. Chi si saluta sta scritto a me, Paolo, che è mano mia. Questa è la firma mia, che mette in tutte le lettere mie. Io scrivo così. A razzi del Signore nostro Gesù Cristo, stessa sempre con tutto quanto voi.